La Carovana della Pace è un attraversamento di quasi tutte le province italiane, partiti a Palermo il 2 di settembre, arriveremo a Strasburgo all'Assemblea plenaria del Parlamento europeo il 15 dicembre. Partita da Palermo, ha fatto tappa oggi a Longarone, dopo Venezia, Padova e Monselice, prima di fare rotta in Veneto verso Verona, dove sarà la prossima settimana prima di arrivare il 18 dicembre a Strasburgo. Promossa dalle ACLI, vuole creare un legame tra impegno sociale, dignità del lavoro e cultura della non violenza. La ragione principale è quella di promuovere una cultura della pace e soprattutto raccogliere la testimonianza, la narrazione, il racconto di un'Italia del lavoro e della socialità che costruisce la pace tutti i giorni. Contro la guerra, quella combattuta con le armi, ma anche contro ogni forma di tensione o conflitto sociale, e proprio in Veneto la carovana ha vissuto un incontro che li ha toccati. E abbiamo incontrato realtà davvero molto significative. Per esempio, ieri eravamo a Padova e abbiamo visitato le cucine di Padova. Sono una realtà straordinaria dove da un punto di vista cristiano, per me, noi lì abbiamo incontrato Gesù e persone volontari, 200 e passa volontari che accolgono delle persone fragilissime in condizioni davvero disastrose e cercano di rimetterli in cammino.